trasforma in drammatica realtà Asolo, sommersa da 30 centimetri di grandine, strade bloccate, colture distrutte, a Maser annullata la storica festa della ciliegia. Pesanti danni provocati dalle violente raffiche di vento, alberi abbattuti, edifici danneggiati, a Lovadina scoperchiate le piscine, le bandie, a Biadene danni alla palestra della scuola media. Dall'Asolano al Monte Bellunese fino a Villorba, danni per milioni alle aziende agricole, coltivatori di ciliegie in lacrime, vigneti e campi devastati. Il caso arriva in Parlamento. Aggressione nei pressi di un locale a Monastera, arrestato dai carabinieri di Treviso uno dei capetti della baby gang che aveva terrorizzato e rapinato giovani avventori, tradito da un post sui social. Momenti di paura questa mattina in piazzetta San Parisio, nel cuore di Treviso. Un uomo ha dato fuoco all'ingresso di una palazzina, fermato dai commercianti e dalla polizia. Vigilia dell'arrivo in Veneto del Giro d'Italia, domani la 18ª tappa si concluderà a Treviso, poi la carovana rosa si sposterà sulle Dolomiti, nel capoluogo della Marca, già scattati i primi divieti. Gli alunni della scuola elementare protagonisti dell'inaugurazione del Bosco dei Colori a San Giuseppe, uno spazio verde dedicato ai bambini vittime innocenti delle mafie. TG Treviso, ben ritrovati. Partiamo dal maltempo. Come avete sentito dai titoli, la conta dei danni è andata avanti per tutto il giorno. Facciamo un excursus sulla situazione in tutta la Marca trevigiana, la situazione più drammatica, a tratti surreale, ad Asolo. A colpo d'occhio una nevicata fuori stagione e invece è stata una grandinata da record, con circa 30 centimetri di chicchi di grandine a terra. Per asportarli sono serviti i badili. Una notte bianca, l'espressione usata anche via social da Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, territorio epicentro del maltempo che ha sferzato la Marca, in particolare nella sua fascia pedemontana. Nella città dai 100 orizzonti per ora ha dominato uno scenario surreale. Lavori di messa in sicurezza e ripristino sono andati avanti per tutta la notte e la giornata di oggi. Decine di uomini e mezzi impegnati, vigili del fuoco, protezione civile, operai comunali. Stamattina abbiamo dovuto spalare il ghiaccio rimasto sulla strada, circa 6 furgoni del comune, oltre ovviamente a pulire tutte le strade di accesso al centro che erano piene di foglie, rami, rametti. Dopo la paura e l'emergenza, il fronte più doloroso è quello della conta dei danni in agricoltura. Soprattutto in alcune località il raccolto è stato azzerato, non solo prosecco ma anche ciliegie e asparagi. Ci sono stati tantissimi danni alle coltivazioni nel territorio tra Pagnano e Casella, in particolare per i vigneti. Adesso i danni ancora non so esattamente, non mi è stato riferito, ma mi dicevano che la zona di Pagnano probabilmente hanno perso la cultura completamente. Vento forte, pioggia battente, temporali e grandinate a macchia di leopardo anche molto intense si sono registrate da Montebelluna, con danni alla palestra della scuola media di Biadene, a Meduna, Gorgo al Monticano, San Polo di Piave. A Giavera vissuti attimi di paura, violentissimo il nubifragio che si è abbattuto sul Montello. Spresiano è la località forse con più danni a strutture, scoperchiato il tetto della piscina a Lovadina, numerosi gli alberi abbattuti, tante in tutta la Marca le auto ammaccate. La conta dei danni è in corso per l'attivazione dello stato di crisi e tutte le procedure risarcitorie collegate. Quantificarli ora è la priorità. Comune della Marca più colpito è Spresiano, guardate il tetto della piscina, le bandie scoperchiato. Se si può trovare qualcosa di positivo in questa occasione è il fatto che il tutto sia avvenuto di notte e quindi non abbiamo avuto per ora almeno danni alle persone. Downburst, il fenomeno meteorologico che si è abbattuto sul comune di Spresiano nella notte. Lingue di vento con raffiche fortissime si sono infilate sui tetti di diversi capannoni, scoperchiandone una parte. Alle piscine, le bandie della frazione Lovadina, il danno più impressionante. La copertura è stata in parte sradicata, alcuni pezzi sono stati scaraventati a terra. Impianto pronto per l'apertura, già duramente provato da 2 anni di Covid, piegato dal peso di costi esorbitanti di gestione, ora il maltempo ha fatto il resto. Dopo questi 2 anni che abbiamo attraversato un periodo veramente disastroso, questo
ancora qualche giorno di chiusura per noi è molto significativo. Con le squadre di protezione civile e i tecnici comunali al lavoro fino al mattino il vice sindaco Roberto Fava. L'obiettivo fin da subito è stato quello di liberare i tombini dal fogliame e le strade dai rami caduti, oltre che drenare l'acqua che ha allagato il sottopasso. C'erano alberi ovunque sostanzialmente, le strade quelle maggiormente colpite erano un tappeto di fogliame e di erba, e in pochissimo tempo si sono intasati ovviamente fossi, strade sono allagate, avevamo un sottopasso della ferrovia anch'esso allagato e le squadre della protezione civile si sono subito costituite e io sono rimasto fuori tutta la notte con loro. Un albero ha schiacciato un'automobile, un altro è caduto davanti alla scuola media, uno vicino all'oratorio. Davanti alla palestra della scuola il vento ha abbattuto anche un lampione. Danni anche in comune, dove la scossalina che drena l'acqua piovana è stata sradicata. È mancata la corrente in via 24 maggio a Visnadello, oltre che un laboratorio di maglieria, che è un laboratorio importante, c'era un'abitazione con una signora che aveva l'ossigeno e una macchina attaccata alla corrente per l'ossigeno. Eravamo pronti a intervenire con un gruppo di continuità perché ovviamente la signora non poteva stare e attendere. Per fortuna alle 10 è ritornata la corrente. Colpite duramente anche le colture a Spresiano, le immagini arrivano dall'azienda agricola Schievene. Oggi anche qui è stato il giorno della conta dei danni. Il comune in queste ore sta predisponendo tutta la documentazione per fare domanda di stato di calamità. Allora, avete visto, il maltempo mette in ginocchio l'agricoltura, il raccolto del kiwi è praticamente andato. Siamo stati a Giavera del Montello per parlare con loro, con gli agricoltori. Ho trovato tutta la parete staccata, rovesciata nel pavimento, tutte a pezzi, i vetri sparsi dappertutto. Intanto tanta paura e non sono cose che si possono descrivere. La vetrata che si stacca dalla parete della lunga terrazzata in realtà è solo l'ultimo dei pensieri della famiglia Breitenberger, che questa mattina si è svegliata con l'intero raccolto, 9 ettari di campi, distrutto dalla grandine. I kiwi erano in piena fioritura, le piante ferite non solo nel frutto ma anche nella parte legnosa, compromesso anche il raccolto del prossimo anno. Eravamo tutto a posto, oggi si doveva aprire le reti perché era in fine fioritura. Si riescono a salvare? No, si sono rotti anche i tralci del prossimo anno. I danni potrebbero salire fino a 50.000 euro. Alla Kiwini le reti ancora non erano stese, come invece nell'azienda vicina da Il Lamonato. Le reti hanno fatto effetto vela, tirando completamente giù tutto l'impianto che era pronto con gli spaghi per la piantumazione di nuove piante in sostituzione di quelle morte a causa del marciume delle radici. Tra gli agricoltori della frazione di Cosignana oggi il telefono squilla incessantemente. Alla conta dei danni si aggiunge la rabbia di una categoria a cui la natura non sta dando tregua, tra gelate, batteriosi e cimice asiatica. Mi ha fatto anche a me collassare un po' l'impianto, non danni così, però è tutto da rimettere mano. E poi ho fatto un impianto di kiwi rosso che è fatto completamente sotto una serra, quindi un nylon, e ha completamente bucato il telo. Da dove riparti adesso? Adesso la prima cosa che faremo è chiedere lo stato di calamità. Immagini che nemmeno i più anziani, padri di famiglia che hanno fondato queste aziende ora in mano ai figli 50 anni fa ricordano. Nella vicina azienda agricola di Villorba, nonno Andrea, tutte le colture hanno subito danni. A Maser, patria della ciliegia, la storica sagra è stata annullata con un avviso diramato oggi. I danni alla raccolta e agli impianti ammontano quasi al 100%, distruggendo un intero anno di lavoro. Non abbiamo più prodotto da esporre e da vendere, ha detto il presidente della Proloco. L'evento è annullato. E allora il caso del maltempo che ha messo in ginocchio l'agricoltura è finito oggi anche in Parlamento, portato dall'onorevole trevigiano Raffaele Baratto. Quel danno che è successo ieri purtroppo non è il danno per questo raccolto di questa stagione, ma purtroppo ci verranno altre 2 o 3 stagioni per recuperare quel raccolto. Credo che questi fenomeni che purtroppo capitano frequentemente bisogna davvero che noi che amministriamo, che abbiamo davvero, che siamo un punto di riferimento anche per i nostri cittadini, dobbiamo stare attenti per questi cambi climatici. E io davvero chiedo con il cuore in mano al governo un impegno immediato per un territorio dalla forza vocazione turistica e patria di prodotti tipici di questo paese.
Siamo alla cronaca, vasta operazione dei cantieri per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sotto la lente dei cantieri della Marca, diverse le irregolarità riscontrate, la CGIL denunciate. 2 operai in nero e ben 9 irregolari tra i 68 identificati mentre stavano lavorando, ben 6 le attività d'impresa sospese sulle 22 controllate, con pesanti sanzioni per oltre 130.000 euro, e questo è il bilancio dei controlli svolti nei giorni scorsi nei cantieri edili della Marca dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso e dai militari delle compagnie di Treviso, Castelfranco, Montebelluna, Conegliano e Vittorio Veneto. Per i sindacati si tratta di un fenomeno diffuso più di quanto emerga dai dati ufficiali. Spesso quando arriva la segnalazione, ora che si arrivi e si verifica, può essere anche che il fenomeno non ci sia più nel territorio. Insomma, lo abbiamo visto in meccanismi dell'agricoltura quando che succede appunto la campagna della vendemmia, lo abbiamo visto nei cantieri dell'edilizia, lo vediamo anche in alcune aziende che sono strutturate. Spesso e volentieri quando arriva lo Spisa sembra che sia tutto a posto, insomma. Quindi la segnalazione che può essere benissimo fatta anche alla nostra sede. In particolare un'azienda nell'area castellana è stata sospesa per aver utilizzato 2 lavoratori senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale, alcun corso sulla sicurezza e nessuna visita medica preventiva. 5 altre ditte sono state sospese ad Altivole, Pederobba, Loria, Valdobbiadene e Oderzo, mancando nei ponteggi allestiti quasi completamente o in diversi punti le protezioni contro le cadute verso il vuoto. Le sospensioni disposte rimarranno in atto fino al ripristino delle regolari condizioni di sicurezza dei cantieri. Le sanzioni hanno riguardato anche quei lavoratori che a vario titolo stavano operando senza i dispositivi di protezione come caschi e imbragature. Per la CGIL occorre segnalare tutte le anomalie. Ecco, oggi le denunce devono essere fatte in primis appunto alla struttura dello Spisal, che sono gli ispettori che poi vanno a controllare e che poi di conseguenza intervengono in quelle situazioni che non sono corrette. Aggressione nei pressi della casa di caccia. A Monastera, arrestato dai carabinieri di Treviso uno dei capetti della baby gang che aveva terrorizzato e rapinato dei giovani avventori. Guarda la felpa che ho rubato, mi sono anche preso una collanina. Si era vantato così con un suo amico mandandogli tanto di videomessaggio. È finito in manetta un 19enne residente nel Trevigiano. Sarebbe lui il complice che lo scorso 3 ottobre aggredì con violenza 4 giovanissimi nei pressi della discoteca Casa di Caccia. Ad agire i 2 capetti di una baby gang formata da 8-10 individui. Abbiamo motivo di ritenere che si tratti di un sodalizio composto da più persone, però i 2 soggetti sui quali convergono le nostre indagini sono decisamente i principali responsabili del gruppo. I 2 aggredirono e picchiarono 2 ragazzi di 17 e 18 anni, uno fu colpito alla testa, l'altro spinto contro una ringhiera, ed ancora nel mirino dei malviventi un 15enne a cui era stato strappato un orecchino con brillantino ed un altro giovane a cui era stata rubata una collanina. Violenti e senza scrupoli, in mano un coltello. Coltello che è stato puntato all'addome dei malcapitati sia nell'occasione delle rapine consumate la notte del 3 ottobre che in altre occasioni. Coltello che è stato rinvenuto a seguito della perquisizione a casa del 19enne. Il giorno dell'aggressione fu arrestato per primo un 20enne che tentò di nascondersi sotto un cespuglio, ma fu riconosciuto dalle stesse sue vittime all'arrivo dei carabinieri sul posto. Il 19enne invece riuscì a fuggire fino a ieri, quando davanti a lui si sono presentati i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica. Il giovane è stato arrestato a Brescia, dove era andato forse per allontanarsi da Treviso. Il 19enne, fra l'altro, durante questi mesi si è reso protagonista di altri fatti criminosi. A suo carico figurano diverse denunce per atti particolarmente violenti consumati in provincia e anche fuori provincia, aggressioni, risse, rapine. Un soggetto, diciamo, che muove spesso le mani. Si è chiuso il cerco di questa aggressione che aveva terrorizzato i giovanissimi avventori del locale. La questura ha disposto la sospensione della licenza e conseguente chiusura per 10 giorni del locale Bar 8 nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso. Il provvedimento è stato emanato per motivi di ordine pubblico. Nel corso di numerosi controlli si è accertato che il locale era diventato punto di ritrovo abituale di soggetti giovani e non, con numerosi precedenti penali e di polizia. Da qui il timore che possano nascere sodalizi di persone pericolose. Il medesimo esercizio era già stato destinatario di un analogo provvedimento di chiusura per 7 giorni nel novembre del 2020.
Macchina della giustizia al rallentatore a causa della carenza di personale. Ve l'abbiamo raccontato ieri. Il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, si è impegnato oggi a scrivere al ministro. Speriamo anche che la classe politica veneta, perché ci rendiamo conto che è una questione anche politica, quindi la regione, il presidente, l'ANCI Veneta voglia intervenire per far sentire la voce di questo territorio, di questa comunità a Roma. 26 contro i 42 previsti in pianta organica alla Procura di Treviso. I lavoratori, dopo l'incontro di ieri in prefettura, hanno confermato lo stato di agitazione e si sono appellati alla politica veneta. Un appello raccolto da Mario Conte in qualità di sindaco della città, ma anche di presidente di ANCI Veneto. Faccio mie le preoccupazioni degli operatori e dei cittadini e quindi sarà mia cura coinvolgere il presidente Antonio De Caro, che si è da sempre dimostrato molto sensibile sul tema, e insieme a quattro mani scriveremo una lettera al governo perché si prenda una decisione definitiva per incrementare il personale e venga fatta giustizia su tutti quei casi che oggi trovano nelle burocrazie e nelle tempistiche uno degli ostacoli principali. Piazzetta San Parisio, siamo nel cuore di Treviso, momenti di paura questa mattina per una persona che ha dato fuoco all'ingresso di una palazzina. Sono le 6 del mattino quando in piazzetta San Parisio arriva un uomo già conosciuto alle forze dell'ordine. In mano ha una bottiglia, sembra disorientato. Ad un tratto raggiunge l'ingresso di questa palazzina, getta il liquido infiammabile, gli dà fuoco. Scusa, fuoco qua. Se entri a prendere queste tende cominciano ad essere problemi seri. A parlare è Fabio Tambarotto, titolare della nota osteria Muscoli. L'ingresso che ha preso fuoco è quello dell'abitazione dove vive il fratello. Questo signore barcollante si è messo qua nell'angolino e non si sa perché, non si sa per come, con una bottiglia d'acqua ha dato fuoco al contenitore degli ombrelli, solo che le fiamme sono divampate immediatamente. Le fiamme sono divampate subito. Se raggiungeva punti un po' più infiammabili poteva essere pericoloso per l'intero condominio. A fermare l'uomo sono stati i commercianti del mercato della piazzetta che sono subito intervenuti, hanno bloccato l'uomo e spento le fiamme. Sul posto sono intervenuti poi i sanitari del SUEM 118 che hanno portato l'uomo in ospedale e la polizia. Sono stati momenti di paura, ci racconta. Quello è il fatto che ti svegli alle 6 di mattina e hai l'ingresso che va a fuoco. Inquietante furto in chiesa, sono state rubate a Valdobbiadene le ostie consacrate. Non il solito furto di offerte, come spesso accade nelle chiese, ma la sottrazione di ostie consacrate che fa ipotizzare al parroco un uso inquietante, addirittura a scopi esoterici. È un furto sacrilego, quello avvenuto sabato pomeriggio nella chiesa della frazione di Guia, a Valdobbiadene, da dove sono sparite le ostie consacrate che erano chiuse all'interno del tabernacolo. Per Don Romeo Penon, che regge la parrocchia di San Giacomo Apostolo, i malintenzionati che se ne sono appropriati potrebbero usare le particole per le messe nere. Del fatto il sacerdote ha subito informato il vescovo. La parrocchia ricade sotto la diocesi di Padova e Monsignor Claudio Cipolla ha concordato nell'avvisare immediatamente del furto i carabinieri. Resta il dubbio sull'utilizzo di quelle ostie consacrate, un episodio che preoccupa l'intera comunità, dal sindaco Luciano Fregonese ai cittadini, che sospettano che gli autori del furto possano essere venuti da fuori comune agendo indisturbati, visto che la chiesa non è dotata di telecamere di videosorveglianza. Tragedia in Egitto, Errol Salvador, parrucchiere di Ceneda di Vittorio Veneto, è morto mentre si trovava in vacanza. Vediamo. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di Errol Salvador, 62 anni, titolare del salone Errol Style di Ceneda di Vittorio Veneto. L'uomo si trovava in vacanza in Egitto assieme alla moglie. Era arrivato da qualche giorno. A stroncarlo, forse un infarto. Il 62enne è stato colto da malore mentre si trovava sul Mar Rosso. Era appena uscito dall'acqua quando all'improvviso si è accasciato a terra sotto lo sguardo attonito della moglie. Immediatamente è stato soccorso dal personale sanitario che ha tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Non era malato, non aveva nessun problema di salute. Solo l'autopsia potrà chiarire cosa è accaduto al 62enne. L'uomo lascia la moglie ed un figlio maestro di ballo a Collumberto. Quarta dose nella Marca, sono solo il 6,1% degli ottantenni cui è stata somministrata la quarta dose di vaccino anti-Covid, una percentuale molto bassa, tanto che l'ULSS 2 promuove la somministrazione della seconda dose booster rivolta alle persone con più di 80 anni di età e agli over 60 in condizioni di elevata fragilità. L'ULSS ricorda che l'accesso ai punti vaccinali per la popolazione è preferibile avvenga su prenotazione, ma le persone sono accettate anche se si presentano senza prenotazione. L'azienda raccomanda infine a tutte le persone
persone che non hanno completato il ciclo di vaccinazioni primario, le 2 dosi o che non hanno ancora effettuato la terza, comunque almeno di completare il ciclo. Domani il Giro d'Italia attraverserà la Marca con arrivo a Treviso per la prima volta fuori mura, viale Nino Bixio. I palloncini e le vetrine addobbate a tema. Treviso si prepara all'arrivo della 18ª tappa del Giro, l'attesissima Borgo Valsugana, Treviso appunto. 152 km, 80 dei quali nella Marca, con la carovana rosa che attraverserà Valdobbiadene, Farra, Pieve di Soligo, Refrontolo, Vittorio Veneto, San Pietro di Feletto, Conegliano e poi lungo la Pontebana toccherà Susegana, Spresiano, Villorba, con arrivo a Treviso in viale Nino Bixio. È una vigilia di grande attesa, il Giro d'Italia è un evento decisamente importante, di caratura internazionale, quindi con tutte quelle limitazioni che un evento di questa portata comporta. Però per una città capoluogo come Treviso essere comunque al centro dell'attenzione, al centro delle cronache, al centro di telegiornali nazionali e internazionali per un evento sportivo è molto molto importante. Domani scuole chiuse e inevitabili disagi per la chiusura di strade e parcheggi. Sul sito del comune tutte le indicazioni. Io invito tutti i trevigiani a portare un po' di pazienza per quelle che possono essere le piccole criticità legate al Giro, ma di godersi veramente un evento sportivo di carattere mondiale. Ospitare una tappa del Giro rappresenta per l'amministrazione comunale un'importante operazione di marketing territoriale che accenderà i riflettori del mondo sulla città. Il Giro d'Italia, al netto della sportività, quindi della capacità degli atleti, è un investimento di marketing territoriale, quindi il Giro d'Italia e le opportunità di una tappa del Giro d'Italia vanno viste certamente per il godimento dell'evento sportivo, per la bellezza del ciclismo e per naturalmente la sportività della tappa in sé, ma vanno anche viste per le opportunità di circolare il nome della città a livello nazionale e internazionale. Andiamo in pubblicità tra poco con le notizie. Ben ritrovati con TG Treviso, ripartiamo dalla Noalese con i lavori di asfaltatura. Il temporale di ieri non ha bloccato questi lavori che dunque sono andati avanti per tutta la notte e procederanno salvo imprevisti per altre 2 notti. Una decisione presa dall'amministrazione comunale per limitare i disagi lungo un'arteria che è già normalmente molto congestionata dal traffico. Nelle ore diurne resteranno da eseguire delle asfaltature in alcune strade private che hanno un impatto molto minore sulla viabilità. Montebelluna ora al via il cantiere per il nuovo polo scolastico da oltre 10 milioni di euro. Accoglierà, pensate, ben 840 studenti. A dare il via alla costruzione dell'istituto scolastico che sorge sugli storici spazi del liceo Levi, la provincia, ma la collaborazione di comune e mondo della scuola è stata fondamentale. Questa sinergia ci permette di essere qui oggi ad inaugurare questo cantiere straordinario, peraltro, che sarà la fucina della cultura delle generazioni di domani, perché l'amministratore non deve pensare solamente ad amministrare il quotidiano, ma deve anche gettare le basi per un futuro migliore per le future generazioni. Finalmente andiamo a risolvere annosi problemi che si trascinavano nel polo scolastico di Montebelluna e lo facciamo con un intervento tecnologicamente avanzato, con un costo, un investimento di circa 10 milioni e 500 mila euro che consentirà a 840 ragazzi di sfruttare appieno le nuove 28 aule, i 10 laboratori più i 3 di moda in spazi ampi, confortevoli e sicuri. L'edificio, strutturato in 2 porzioni di altezze diverse, dista a poche centinaia di metri dalle stazioni di treni e bus e dal centro cittadino. 28 le aule da 60 metri quadrati, a sancire simbolicamente la posa della prima pietra di una struttura in realtà ecocompatibile al 100%, lo svelamento di un blocco di legno XLAM, materiale con cui è costruita la scuola. Su di esso il messaggio degli studenti di oggi ai loro coetanei di domani, che usufruiranno del complesso in un futuro prossimo, visto che la fine dei lavori è programmata per il 2023. È un'emozione importante perché è una cosa tanto attesa, soprattutto per i nostri ragazzi, che finalmente l'anno 21
potranno avere una sede scolastica degna di questo nome dopo tanto attendere. Anche grazie a quest'opera monumentale potremo trasformare le più belle parole in una realtà, dare valore a quell'opera d'arte che, come citavo poc'anzi, è la vita dei nostri ragazzi, dei nostri cittadini, dimostrare che la magia esiste nella misura in cui i ragazzi possano realizzare i loro sogni, trasformando le conoscenze in reali competenze da spendere nella quotidianità. Un'area verde dedicata ai bambini è stata inaugurata oggi nella zona di San Giuseppe. Andiamo a vedere il nuovo parco. Sono stati gli alunni dell'elementare Rambaldo degli Azzoni protagonisti dell'inaugurazione del Bosco dei Colori in via Paludetti a San Giuseppe, uno spazio verde oltre la ferrovia dedicato ai bambini vittime innocenti delle mafie. Con un messaggio molto forte che ci sono vittime che si trovavano nel posto sbagliato, al momento sbagliato, o forse che il problema delle mafie è molto più vicino di quanto non si pensi, però in un bosco didattico, un bosco dei colori, perché il ricordo deve essere educazione anche alla legalità. Un'area verde realizzata nel piano di riforestazione urbana promosso dal comune di Treviso. Avevamo detto a inizio mandato, avremmo fatto tanti parchi e parchi inclusivi e aree di forestazione urbana, perché chiaramente sono i polmoni verdi. Ne stiamo realizzando praticamente uno per ogni quartiere, ci vorrà un po' di tempo perché sicuramente da questo punto di vista la pandemia ci ha leggermente rallentato, però si iniziano a vedere. In un'area del parco è stata realizzata un'aula all'aperto a disposizione delle scuole per poter svolgere attività didattiche all'aperto. C'è poi un percorso sensoriale con materiali naturali dedicato ai bambini. Diventano oggi titolari di questa aula didattica dove potranno sperimentare gli effetti e le emozioni che la natura ci regala, dove potranno anche trascorrere del tempo con i loro insegnanti e venire qui ad imparare. L'inaugurazione è diventata una festa per i piccini con tanto di lancio di palloncini biodegradabili naturalmente. Assemblea del GAL di Alta Marca, il confermato presidente Carlet ha confermato l'importanza di potenziare nei 22 comuni i servizi per i turisti in arrivo in numero sempre crescente. Vediamo. La riconferma del Consiglio di amministrazione, l'approvazione di un bilancio più che positivo e le tante sfide da affrontare nel nuovo mandato. Nella sala consiliare Canova di Possagno, l'Assemblea del GAL Alta Marca, l'agenzia di sviluppo che riunisce 22 comuni tra la destra e la sinistra Piave e alla cui guida è stato confermato il presidente Giuseppe Carlet, per il quale ora il tema principale da portare avanti nel territorio, che comprende le colline patrimonio dell'umanità, sono i servizi. Bisogna poi creare dei servizi che mettere a loro agio il turista che viaggia, in modo che sa che se anche di domenica rompe la macchina o fuori la bicicletta c'è un pronto intervento. Secondo me queste sono piccole cose ma importanti per il nostro territorio. GAL, che è partner dei comuni e degli operatori turistici, a cui ha messo a disposizione nuovi strumenti come la guida stampata in 25.000 copie, prodotta in 4 lingue, italiano, inglese, tedesco e anche cinese. È stata sviluppata una guida delle eccellenze dei 22 comuni del GAL. Questa guida si chiama Esperienze da vivere in Alta Marca Trevigiana e vuol far capire che questo territorio ha un'offerta completa di turismo, non è solo turismo culturale ma è anche natura, sport, enogastronomia. Quindi il turista che viene qui non deve fare un mordi e fuggi, ma può fermarsi più giorni. Alla guida si aggiungono 10 video emozionali e un docufilm intitolato Il vecchio e la bambina, con protagonista Maria Grazia Cucinotta. Iniziative che si uniscono ai 77 progetti finanziati da soggetti pubblici e privati, 54 dei quali già conclusi e altri ancora da mettere in atto per promuovere la fruibilità turistica dell'area. Mi stava molto a cuore un progetto che fa fatica a decollare, ma credo che comunque è il futuro, che è quello delle ricariche delle biciclette elettriche con le piazzole sui 22 comuni. È una cosa importante che credo cercheremo di promuoverla al meglio perché parta questo progetto. Apriamo la pagina di Belluno.
Dopo il nostro reportage al centro Paluti, dove abbiamo incontrato Aziz, un migrante del Benin che lì ha trovato riparo, abbiamo parlato della questione con un rappresentante della Caritas, il direttore della Caritas diocesana di Belluno, il diacono Francesco D'Alfonso. Sentite che cosa ci ha raccontato. La storia di Aziz è la punta di un iceberg, le cui dimensioni sono parametrate alla capacità di accoglienza dei migranti nel bellunese, che è praticamente oramai prossima allo zero. Non si trovano spazi e non sempre la causa è la mancanza di strutture. Quando arriva un immigrato, un giovane che va in questura e la questura gli dà un appuntamento, come comprensibile, no? Da qui a 20 giorni, anche a un mese, nel frattempo questo per un mese dove va ad abitare? Qualche volta hanno degli amici, ma è raro, no? O dei conoscenti, e quindi molto spesso dormono tra la stazione e i parchi. Il diacono D'Alfonso dirige la Caritas di Belluno. Il suo incontro con Aziz 2 anni fa, e da allora per il giovane migrante ci fu la possibilità di trasferirsi nel veneziano per un lavoro, un alloggio in un dormitorio della Caritas in terraferma. All'inizio del 2022 Aziz è tornato nel bellunese, il suo riparo di fortuna all'interno del diroccato centro Paludi, da dove in sella alla sua bicicletta si è spostato per cercare un lavoro. Nella zona artigianale industriale incontra l'imprenditore Pier Vincenzo De Pra, che gli tende una mano e che attiva sin da subito la Caritas. Noi abbiamo immaginato cosa potrebbe essere fatto per lui, cioè intanto individuare un alloggio decoroso, perché lì non riesce neanche a lavarsi, non c'è neanche l'acqua, no? E poi è stato anche al freddo per dei mesi in quella struttura, insomma. E soprattutto trovare un alloggio, mentre questo comporterebbe anche la possibilità di avere un contratto di lavoro, perché lo stesso imprenditore sarebbe disponibile ad assumerlo. La ricerca di un alloggio anche temporaneo nella zona fino ad ora non è andata a buon fine. Viene da chiedersi quanto stigma sociale e pregiudizio pesino sul piatto della bilancia. All'apparenza Aziz è felice di vivere al centro Paludi e forse l'idea di una sistemazione lo spaventa perché non ha la capacità economica di sostenerne la spesa. Stiamo cercando di vedere come risolvere in un alloggio temporaneo decoroso e poi anche, dopo aver avuto un contratto di lavoro, anche una situazione un po' più stabile. Resta per il diacono D'Alfonso urgente la soluzione più in generale del problema dell'accoglienza. C'è bisogno di una presa in carico un po' da parte delle istituzioni, insomma, che è limitata soltanto ad un certo numero di persone, come va detto. Messa in sicurezza del lago di Alleghe, parliamo di questo. La Regione continua ad investire una progettualità complessiva di 11 milioni di euro. L'ultimo cantiere riguarda la realizzazione di un manufatto per evitare lo straripamento del lago. Ve lo facciamo vedere. È un lavoro importante quello che si sta realizzando all'altezza delle paratoie del lago di Alleghe per la messa in sicurezza del territorio e della sua gente. Il cantiere che la Regione Veneto ha affidato alla Veneto Acque prevede lavori che sfiorano i 2 milioni di euro, ai quali si aggiungono gli interventi realizzati nel post vaia, che portano la progettualità complessiva a quasi 11 milioni di euro. Stamattina sopralluogo tecnico. Questo lago, come anche altri laghi di montagna, hanno il problema che quando piove tanto, ci sono fenomeni di piena, non riescono a scaricare il quantitativo d'acqua che invece entra, e quindi era necessario potenziare lo scarico. Questo è un canale scolmatore che serve appunto ad incrementare del 30% la portata dell'acqua in uscita. La portata derivabile dal canale scolmatore consentirà di scaricare 35 metri cubi d'acqua al secondo in più rispetto alla capacità attuale allo sbarramento, nel momento in cui il livello del lago dovesse alzarsi oltre il limite di rischio. La piena che arrivava usciva subito e con danni anche sul cordevole in uscita dal lago. Questo invece consentirà proprio di modulare le portate. La Regione è già intervenuta a monte del lago con l'escavazione del cordevole da Alleghe a Caprile. Questo materiale è stato riutilizzato a monte per creare un riempimento e anche una nuova ciclabile, un nuovo percorso, quindi fruibilità turistica, e poi sono stati fatti dei ripristini delle sponde che garantiscono anche la fruibilità in termini, diciamo, di spiaggia lacustre. Ci fermiamo qui, era il nostro ultimo servizio, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono, sia pure con l'anticiclone africano leggermente indebolito. Ancora una certa instabilità culminante nelle ore pomeridiane. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di giovedì 26 maggio ci mostra una situazione tranquilla, avremo un ampio soleggiamento. Addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna più significativi sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio, con occasionali temporali, possibili poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 12 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui rilievi probabili rovesci sparsi entro sera. Temperature minime sui 17-20 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà soleggiato, a seguire però non si escludono dei fenomeni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 12-15 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.